Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Nuove misure per la viabilità a Cosenza. L'amministrazione comunale ha apportato delle modifiche al piano del traffico. Favorevoli e contrari i commercianti interessati dal provvedimento valutano il cambiamento. Sentiamo Gianluca Pasqua. Dopo il banco di prova dell'apertura delle scuole, adesso anche la prova pioggia, che notoriamente altera i flussi di traffico cittadino, mandandoli spesso in tilt. A metà mattinata il traffico su via Misasi, ex via Roma, a Cosenza è scorrevole, dopo i primi giorni di rodaggio che hanno visto l'amministrazione comunale impegnata a individuare soluzioni alternative e aggiustamenti. Dopo la chiusura del tratto antistante le scuole, i negozianti della zona mente fredda giudicano le scelte e l'andamento del nuovo corso della viabilità cittadina. Non ci possiamo lamentare. Si cammina, perché no? Su via Roma si cammina. Quindi è andata alla fine, dopo i primi giorni di rodaggio, la situazione è migliorata? Sì, è migliorata, come no. I primi giorni anche molta gente non sapeva dove dovevano andare, ormai si vede che è normale, va. In tutti questi anni è cambiata, si è evoluta, c'è sempre stato traffico perché la strada, diciamo, principale, una volta c'era di più, c'erano molte più attività commerciali, quella strada principale è per prendere l'autostrada, almeno per questo periodo. E adesso invece con queste novità, dopo i primi giorni di rodaggio, come va? Adesso nelle ore di punta c'è sempre traffico ugualmente, anche l'uscita di scuola o l'entrata di scuola si vede la solita routine di macchine fuori posto in seconda fila e traffico costante. Come giudica queste novità? Guarda, attualmente è un po' prematuro, come abbiamo già detto all'amministrazione, anche loro stanno facendo questo rodaggio, ci sono i problemi, stiamo a vedere un pochettino come stanno le cose pian piano, però attualmente sembra che sia negli orari di punta, torno a ripetere, c'è molto traffico ugualmente. La chiusura del tratto via Misasi ha comportato diverse modifiche ai sensi di marcia di altre strade cittadine. Su via della Repubblica, ad esempio, insiste un doppio senso di marcia che consente di arrivare a via Simonetta e tornare su via Misasi, o scegliere di proseguire in direzione dell'ospedale o ancora dello svincolo autostradale di Cosenza Sud. A piazza Bilotti, identica soluzione, anche qui le auto si incrociano. La viabilità cittadina è come una clessidra, si svuota da una parte e si riempie dall'altra. Nei primi giorni di cambiamento hanno protestato i cittadini di Mendicino, costretti a lunghe attese per entrare in città, così come si lamentano alcuni esercenti che insistono nell'area successiva all'isola pedonale, adesso meno trafficata. Sicuramente, come posso dire, i passanti, il cliente di passaggio non lo pigliamo più perché non c'è traffico, le macchine non passano, evitano di venire da queste parti. Avete perso clientela? Sicuramente sì, un po' sì, già la crisi c'era e mo col fatto che il traffico è diminuito, perché le persone, non è vero che il traffico, come si può dire, è risolto il problema, perché le persone evitano solo di venire da queste parti, è solo qua il problema.